speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo appuntamento, un nuovo spazio di approfondimento in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 per presentare candidati e programmi dei movimenti politici. Oggi nostro ospite Franco Conte, senatore uscente di Alternativa Popolare, candidato alla Camera per Noi per l'Italia nel collegio plurinominale della provincia di Venezia, della provincia anche di Treviso, il collegio Veneto 1, che comprende anche appunto 11 comuni del Trevigiano, in particolare della Castellana. Grazie per essere insieme a noi. Grazie a voi, buona giornata. Franco Conte, uno dei temi più sentiti anche dalle nostre imprese, ma anche dai cittadini, ancor più forse delle tasse, così hanno svelato anche molti sondaggi, ancor più dell'imposizione fiscale è la burocrazia, cioè rimane un fardello sempre più intollerabile. Qualcosa è stato fatto negli ultimi anni con le varie riforme che si sono succedute per snellire, velocizzare i vari procedimenti, ma ancora resta da fare molto? Sì, aggiungo una cosa, la burocrazia è mal tollerata dalle imprese, è mal tollerata dai cittadini, io dico anche, e aggiungo, mal tollerata anche dagli amministratori. Io vengo da esperienze precedenti a quella parlamentare che erano di tipo amministrativo. Di amministratore locale, e certo. Quindi anch'io mi sono dovuto scontrare già negli anni scorsi in cui ho avuto quel ruolo con quella che per me è sempre stata una sofferenza. Io ho vissuto, ero sindaco allora nel 97 quando sono entrate in vigore le cosiddette leggi Bassanini, che avevano spostato la responsabilità di firma, che per me quella è una cosa che mi è sempre rimasta un po' sullo stomaco, dagli amministratori ai dirigenti, ai funzionari. Ecco, in quella fase non abbiamo avuto uno snellimento, non abbiamo avuto un abbreviamento dei tempi, assolutamente no, anzi abbiamo ottenuto l'effetto contrario. Io già fin da allora ho detto che c'è qualcosa che non va, perché vedete, se un amministratore nel momento in cui firmava un atto faceva un errore, il massimo che poteva rimetterci era il ruolo che occupava, il sindaco, l'assessore, il vice sindaco, il ruolo di chi firmava. Però un funzionario che mette una firma in un atto e quell'atto ha qualcosa che non va, ci rimette il posto di lavoro. E allora credo che il funzionario sia molto più attento, molto più cauto, molto più scrupoloso, non perché non lo fosse l'amministratore, ma perché l'amministratore era più libero nell'assumersi le responsabilità. Un amministratore deve anche rischiare, perché se non rischia con le responsabilità che si deve assumere, è giusto che cambi lavoro, non deve fare l'amministratore. Ecco, quindi per questo io ho mal tollerato le leggi Bassanini. Anche perché dicendo, Franco Conte, che con questo sistema, alla fine, per la paura di sbagliare, piuttosto non si fa nulla. Blocca. Certo. E allora, ricordo che allora si era detto, spostiamo la responsabilità di firma degli amministratori ai funzionari per risolvere il problema delle tangenti, della corruzione. L'abbiamo solo spostato, non è stato risolto. Non vengono più corrotti gli amministratori, vengono corrotti a volte i funzionari. Quindi non è stato risolto quel problema. Però la burocrazia si è ulteriormente appesantita. Ecco, durante questi 5 anni sono stati fatti alcune modifiche di norme, alcune modifiche anche dei codici, cito il codice dell'ambiente in modo particolare, oppure quello dei beni ambientali, dei beni monumentali, che è un settore diverso, però non abbiamo ancora risolto in maniera seria, in maniera concreta il problema della eccessiva burocrazia. L'autocertificazione è stato un grosso passo avanti, però ancora adesso, dopo alcuni anni, l'autocertificazione non è entrata nei meccanismi comuni della pubblica amministrazione. Io qualche volta trovavo a Roma degli amministratori che mi chiedevano: ma come mai sei qua? Sono venuto a portare i documenti della mia pratica. I documenti non vanno più portati a Roma, vanno inviati per posta certificata, vanno inviati per mail, quindi c'è proprio un meccanismo diverso, meccanismo però che non è ancora entrato a pieno nel modo di comportarsi delle imprese, dei cittadini, della pubblica amministrazione stessa.
C'è bisogno proprio di un cambio di generazione da un punto di vista mentale. Da ex amministratore bisognerebbe introdurre anche, come chiede qualcuno, più criteri di meritocrazia nella pubblica amministrazione. Certamente sì, perché l'appiattimento non è uno stimolo positivo. L'appiattimento fa male dappertutto. Ecco, io vengo dal mondo della scuola, è stato detto in altre situazioni, un insegnante non ha, al massimo può fare un concorso per diventare preside. Ha una progressione che è legata semplicemente all'anzianità di servizio, non è uno stimolo a migliorare. Nella pubblica amministrazione succede questo. Quindi perché ci siano degli stimoli, perché effettivamente il dipendente pubblico sia impegnato a dare il massimo di se stesso, deve avere il riconoscimento dei suoi meriti, che possono essere sia di tipo economico, magari ci fosse la possibilità di farlo, ma anche gratifiche di altra natura, la progressione come livello non solo retributivo, ma di responsabilità che viene all'interno dell'ente. Quindi insomma premiare i bravi e magari anche, qualora si scoprano, stangare invece chi non si comporta nel modo corretto. Quello che andava a timbrare il cartellino in mutande e che è finito al pubblico ludibrio, è giusto che sia stato così, che sia stato lasciato a casa. C'è la sentenza definitiva proprio in questi giorni, perché non è quello il modo di comportarsi di un pubblico amministratore. Però ce ne sono tanti casi del genere. Quello è un caso eclatante, forse il primo che è emerso, ma successivamente ce ne sono stati altri. Non è un atteggiamento serio. E allora non possiamo dire che la politica va male perché in generale. Nella politica purtroppo qualcuno comprende anche questo comportamento di persone che non c'entrano con la politica perché sono dei dipendenti. Quindi... Grazie a Franco Conte, candidato per Noi per l'Italia nel collegio plurinominale Veneto 1 tra Venezia e Treviso per le prossime elezioni alla Camera dei Deputati. Grazie. Grazie a voi e buona giornata. Grazie per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento con uno dei prossimi spazi dedicati all'approfondimento elettorale in vista delle prossime elezioni politiche. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.